Non sapevo di dover dire due cose stamattina, l'ho saputo adesso, ma ne approfitto per, ancora chi non ci conosce, insomma, dare pubblicità all'associazione ARC, che da 9 anni, quasi 10, sul territorio di Cagliari e Sardegna fa l'attivismo omosessuale. E siamo iniziati molti anni fa facendo cultura omosessuale, e poi negli anni ci siamo politicizzati, quindi abbiamo cercato di portare avanti discorsi sui diritti e insomma siamo partiti da una rassegna di pochi film una volta ogni tanto fino all'ultimo più grande episodio che ha fatto parlare di noi, che è il Pride di Cagliari. Il primo Pride della Sardegna, lo dico per chi magari non sa che anche in Sardegna è arrivato questo Pride. In realtà poi il Pride è la conclusione di un percorso di 40 giorni chiamato Quiresima, dove si è parlato attraverso il cinema, il teatro, gli incontri di diritti, di tante altre cose. Questo appunto per chi non ci conosce. Adesso in realtà faccio pubblicità invece alla nostra prossima iniziativa, che è la rassegna cinematografica Uno sguardo normale, che compie 10 anni, e quest'anno oltre a una rassegna appunto di lungometraggi vedrà il primo concorso sardo di cinema gay, lesbico, transessuale, transgender, bisessuale e tutte le altre declinazioni. Sì, è queer. Infatti io sono tra quelli che vorrebbe abolire tutta la serie di sigle e usare l'unica parola più inclusiva possibile, questo è un altro discorso se vogliamo. Questo piccolo festival premierà il miglior corto cinematografico. Sul nostro sito internet trovate il bando per poter partecipare, chiunque può farlo. Io ho un sacco di domande in realtà che vorrei porre, però non so se c'è un dibattito, magari dopo poi di queste cose ne parleremo, perché insomma, è molto interessante come si muove la politica davanti a queste cose, al punto che mi chiedo se non sia il caso di formare un partito nostro e basta, non se ne può più di sentire queste parole, perché prima commentavo con i miei compagni di associazione, insomma siamo 9 anni che sentiamo parlare dei diritti, ma la politica dovrebbe occuparsi, ci siamo veramente rotti, siamo a un punto di esaurimento, perché io non mi chiedo più come la pensano le persone, ma mi chiedo perché le persone parlano in quel modo. Vado a pensare che non dicono quello che pensano, ma dicono quello che gli conviene dire in quel momento. Io ormai ho questa brutta convinzione della politica, temo che spesso non ci sia più appunto voglia di parlare di contenuti, ma semplicemente si dicono delle cose che trovano comodo sul momento. Insomma, questa è la mia posizione. Però mi pare che adesso passo la parola a Sandro Gallitto. Ciao a tutti, con la maggior parte di voi ci conosciamo. Allora niente, io insomma innanzitutto voglio dire che faccio una premessa, fa un certo effetto sentire Ivan che parla di Nemo Iudex in propria dopo 20 anni di berlusconismo, sembra di essere in un altro paese. E niente, cioè capisco che portare questi temi all'interno del PD, che è un partito plurale, sia un discorso complicato. Non immaginate quanto lo sia nel sindacato. Non a caso la CGIL oggi è forse l'unica che si occupa pienamente di queste tematiche, e infatti queste due parole che dico, mi piace tenere insieme una serie di cose che secondo me non procedono a compartimenti stagni, ma fanno parte dello stesso capitolo. Cioè tutti questi temi, inizio vita, fine vita, matrimonio omosessuale, sono temi più ampi della necessità dello Stato. E io credo che questo debba essere necessariamente il punto di partenza, cioè è assolutamente necessario secondo me superare l'impostazione dei temi eticamente sensibili, perché io continuo a pensare che non ci sono temi eticamente sensibili. Ci sono nuovi diritti, ci sono diritti di libertà, ci sono diritti civili, e questo è il tema. C'è la laicità dello Stato, che dovrebbe essere un principio fondatore della nostra Repubblica, e che è un principio fondatore anche del vostro partito. Quindi insomma, se partissimo da lì probabilmente un pezzo dell'attività sarebbe fatto. Poi io sono d'accordo riguardo proprio al tema specifico di oggi, che l'unico punto di approdo condivisibile è solo il matrimonio ugualitario, perché non esiste altro, non è possibile appunto
il doppio binario, perché poi è vero che le parole non sono tutto, ma le parole sono importanti, quindi comunque utilizzare le stesse parole dà anche il senso di una uguaglianza dei cittadini, che è un tema fondamentale. Però insomma, sarà anche per consuetudine sindacale, sono abituato alle mediazioni e sono abituato a pensare che bisogna trovare un punto di caduta. Si tratta di capire qual è il punto di caduta, perché sono d'accordo con te, dopo 7 anni vi dico non sono più un punto di caduta, perché nel frattempo la società e il mondo si è mosso in un'altra direzione e questo non può più essere il punto di caduta. Poi io sono dell'idea che sia importante, ho una fissazione dei circoli virtuosi, penso che ognuno nel proprio pezzo debba contribuire alla crescita non soltanto dell'ordinamento giuridico, ma debba contribuire alla crescita della società e del sociale, quindi la politica nel suo pezzo, il sindacato per quanto mi riguarda nel suo pezzo. E infatti io 2 giorni fa ho avuto l'onore di diventare responsabile provinciale del mio sindacato di categoria della CGIL Bancari e ho detto in quel momento che voglio portare la mia esperienza dei nuovi diritti anche in quell'ulteriore incarico, cioè portare nei posti di lavoro le tematiche della discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere e genere, perché è un problema ancora irrisolto e questo lo sappiamo bene sia io dal mio punto di vista sindacale che Ivan dal suo punto di vista imprenditoriale, insomma, diciamo così. Chiudo dicendo che appunto mi riaggancio all'idea delle collaborazioni virtuose. Io la lancio qui, la dico qui. Forse sarebbe giunto il momento anche di mettere in piedi una consulta cittadina che abbia capacità propositiva su questi temi e che metta insieme un po' tutte le esperienze partitiche, sindacali, associative su questo territorio, non pensando a un organismo pletorico, ma proprio a un organismo che abbia la capacità su questi temi di interloquire costantemente con le istituzioni e con la società. Prima o poi. Grazie. Grazie.